Il nuovo ospedale è un tema dibattuto da anni qui a Padova, come ben sapete, insomma, no? Quale area, qual è l'area migliore, qual è... A un certo punto, insomma, di tutti questi ragionamenti, confronti, dialoghi tra le varie parti, perché è interessata la regione, è interessata la provincia, è interessato il comune, è interessato appunto l'azienda ospedaliera e sono interessate le associazioni, quindi c'è un mondo che è interessato appunto a questa nuova realizzazione. Quindi si è arrivato al punto di dire bene, allora la nuova realtà sanitaria per quanto riguarda Padova si articola in questi due poli che formano alla fine il complesso ospedaliero di Padova, il appunto polo di Padova Est, che viene sempre definito il nuovo ospedale, e il polo Giustinianeo. Sono due percorsi, questi dei due poli, che viaggiano in maniera parallela, perché appunto sono delle progettualità che devono integrarsi, no? Naturalmente siamo nelle fasi, come dire, iniziali, no, dello sviluppo progettuale, cioè non tutto è completamente definito, cioè dove andrò in pronto soccorso, io potrò dirle che ci sarà un pronto soccorso qui nel Giustinianeo, ci sarà un pronto soccorso anche a Padova Est, ok? Però voglio dire, sono delle cose che devono essere, non è bianco e nero ancora dappertutto, avete capito? Cioè sono delle cose che sono in fase di evoluzione, in fase di ancora confronto, insomma, per quanto riguarda appunto le destinazioni d'uso, come dire, vere e proprie, insomma, no? Anche perché il contesto in cui si sta lavorando è un contesto che purtroppo in questi anni ha avuto questa caratterizzazione dell'epidemia che ha cambiato il modo di vedere, di ragionare su quelle che sono appunto le modalità di accesso ai servizi sanitari e dell'uso dei servizi sanitari stessi. Quindi sono cose che andranno via via maturando, anche tenendo presente del contesto in cui si sta appunto vivendo. Comunque la programmazione regionale prevede appunto questi due poli, prevede una fase di transizione dall'attuale situazione a quella appunto finale con questi due poli attraverso un percorso chiaramente intermedio.